Che ragazzi, sono l'unico col costume, sono tutti con la muta lunga. Avrò freddo, chi lo sa. Intanto entriamo. Eccoci in acqua. Guardate qua, Lorenzo mi droppa sempre. Appena parte. Ragazzi, vlog rapido, siamo qua, ci stiamo divertendo. Questa è la prima giornata veramente piena di gente. Non so col grandangolo della GoPro cosa vedete, però le ondine sono carine, come avete visto nel video. Lui mi droppa sempre, regolare. Ciao ragazzi, si va a surfare, caldo ma l'acqua abbastanza freschina, quindi oggi ho optato per la muta. Vediamo di fare un raccontino, così il video lo iniziamo così. Io ho scritto tempo fa, parliamo di quando era finito il lockdown, alla regione, perché il governo col DPCM aveva concesso gli sport acquatici. Cosa è successo poi? La regione ha bloccato l'accesso alle spiagge senza bloccare gli sport acquatici, quindi si poteva continuare a fare surf ma senza accedere alle spiagge. Un bel controsenso. Allora io ho scritto, in qualità poi di consigliere regionale, altri enti hanno scritto, mi sono sentito con altri surfisti, mi sono sentito con un ragazzo di Ravenna, con un sacco di persone e niente, morale della favola, alla fine ci hanno dato retta e hanno aperto. E poi adesso comunque è aperta in assoluto. Che è questo? Oh. Pronti, ci lanciamo!
C'è un drone in aria, ma non è il mio. Grande mago, number one! Sei scappato di casa, eh? Dai no, prendi le tue onde! Ce lo fai un aerial, Ben! Cappellino, tavola, così un super pro! Ed eccoci qua amici, abbiamo finito di surfare. Allora, come spiegavo prima, forse l'audio si sente, le spiagge erano fatte chiuse e io e altre persone, altre associazioni siamo intervenuti finché togliessero questa cosa stupida. Sicuramente una cosa piccola nell'ambito di quello che sono le cose importanti, però ragazzi, dopo la quarantena, dopo essere stati per dei mesi chiusi, meglio avere le regole chiare e anche le piccole cose ti fanno tornare a sorridere. E qui c'è la mia modellina. Guardate che fisico lo zio Franco, che lo sto riprendendo, più di 80 anni, un fisico così mi batte anche a me, guarda lì. Guarda queste surfiste, Ciao Nico! Venuti a ridere con lo zio Franco. Quello che ha fatto della città di Rimini è stato. Ci siamo divertiti. Ron, tu che fai?